Oggi mi trovo nell'azienda di Demeneghi Romeo, è una persona carissima, un amico anzi direi, con il quale collaboro ormai da diverso tempo. E Romeo quest'oggi, come possiamo vedere, sta effettuando l'operazione di potatura. In realtà prima di potare e girare proprio gli archetti che porteranno alla produzione, lui sta stralciando, quindi sta selezionando i cavi che vuole lasciare e che in un secondo passaggio, ecco, tra un po' di tempo, andrà effettivamente a piegare. Mi chiamo Giacomo Traversari, sono un agronomo che vive qui nel territorio di Spresiano. Vivo qui, ma sono nato e cresciuto qui. La mia storia quindi si evolve nel momento in cui decido di andare in università a Udine e di studiare in primis quello che è il comparto delle noci, e quindi la noce lara in particolare, e dopo con la magistrale invece il kiwi che mi ha affascinato proprio per il fatto che nel mio territorio l'ho sempre rivisto verde e invece ho scoperto c'era quello giallo in varie forme, c'era quello rosso, o meglio detto bicolore, quindi giallo rosso, verde rosso, che ha saputo catturare la mia attenzione e a tal punto da riuscire ad andare fino in Nuova Zelanda a studiare questo kiwi. Poi, una volta finita la mia esperienza universitaria, mi sono rivolto nuovamente al mio territorio. Cosa presenta il mio territorio? Mi sono chiesto. Guardandomi attorno, parlando con le persone che questo territorio lo vivono, lo coltivano, il mio territorio presenta la viticoltura, principalmente. Il lavoro dell'agronomo spesso e volentieri è un lavoro un po' intangibile, nel senso che non è fatto di grafici, di computer, di uno studio che occupa, ecco, la maggior parte del mio tempo. L'agronomo sta in campo. Bon, allora Romeo adesso lascerà 1, 2, 3 archetti che andranno, diciamo così, ad essere piegati, però non oggi ma in un secondo momento, cioè più avanti nella stagione. È un lavoro quasi un po' di investigazione, dico io, o meglio mi piace dire così. Investigo quelli che sono i problemi che ogni appezzamento presenta, che ogni agricoltore ha, proviamo ad apportare delle soluzioni. Allora io farei così, capitozzo qua, però tirerei questo che ce l'ho qua, lo dovrei tirare direttamente, se qua è così, che non è sana, andrei a cercarlo in questa parte, sì, tutto lì, semplicemente al posto di averla qua la tirerei da qua, in modo che qua, cono di disseccamento, e se c'è il mal dell'esca qua in mezzo mi resta qua, ma da qua sotto tiro su una roba sana, sì, mio pensiero. sì, è un pensiero giusto. Tutto ciò nell'ottica di, ok, arriviamo a un risultato migliore di quello che era la partenza, migliore perché più, diciamo, più economicamente sostenibile dall'agricoltore, perché più bello, perché più buono, perché più sostenibile per l'ambiente. E questa è una vita che a me piace tantissimo. È una vita che segue le stagioni.